studentesse di Venezia che hanno scelto di non rispondere all'orale dell'esame di maturità per protestare contro i voti troppo bassi nella prova di greco non escludono anche un ricorso al TAR. 73enne aggredito, picchiato e rapinato da un malvivente che aveva prima carpito la sua fiducia. È accaduto a Pederobba. I carabinieri hanno arrestato un 57enne pluripregiudicato. Agguato in centro storico a Vicenza, il cittadino del Bangladesh è preso a pugni e derubato mentre di notte rientrava dal lavoro. Le telecamere incastrano un giovane nordafricano. Domani l'autopsia sul corpo del 56enne giapponese aggredito da 3 giovani trevigiani a Udine. L'ho colpito ma non volevo ucciderlo, ha detto il 19enne che gli ha sferrato il pugno fatale. Si terranno domani alle 15:30 nella Basilica di Sant'Antonio a Padova i funerali della psicologa Vera Slepoi, sulla cui morte la procura continua ad indagare. Autonomia dopo la firma del presidente Mattarella, pioggia di reazioni politiche. Intanto la Lega lancia una campagna informativa nelle località turistiche del Veneto. Presentata al Museo Correra la data veneziana del tour L'ultima notte rosa di domenica 7 luglio con Umberto Tozzi che racconta "Non vedo l'ora di cantare a San Marco". Il telegiornale del Veneto per ritrovati, buonasera, è diventato un caso nazionale la protesta delle 3 studentesse del Foscarini di Venezia che hanno scelto di non rispondere all'orale dell'esame di maturità per protestare contro il voto di greco, in segno dunque di protesta contro voti troppo bassi e a loro dire ingiustificati. Ora le studentesse non escludono anche un ricorso al TAR. Noi le abbiamo ascoltate. È stato un orale spiazzante per i professori che si sono anche abbastanza arrabbiati e spiazzante anche penso per tutti i nostri conoscenti. La scelta di Linda e delle sue compagne di classe Lucrezia e Virginia di non rispondere alle domande dei professori all'orale dell'esame di maturità al liceo Foscarini di Venezia è diventata un caso. Una scelta di disobbedienza civile maturata dopo i pessimi voti ricevuti nella prova scritta di greco da quasi l'intera classe, dove solo 10 su 14 hanno raggiunto la sufficienza. Valutazioni ritenute ingiuste dalle 3 studentesse che hanno tutte un ottimo curriculum scolastico. Ho iniziato l'orale chiedendo della versione, inizialmente non volevano mostrarmela, poi sono stati obbligati perché era mio diritto vederla e sostanzialmente gli errori che mi sono stati segnati non erano veri errori. Io poi sono andata all'orale con il dizionario di greco e la grammatica greca proprio per dimostrare che effettivamente quello che avevo scritto io era corretto. Ovviamente i professori non hanno voluto vedere né la grammatica né il dizionario. Gli errori contestati nella versione dalla docente di greco, commissario esterno proveniente dal liceo Franchetti di Mestre, per come li racconta Linda, appaiono più scelte stilistiche che errori grammaticali. Linda, che sta per partire per gli Stati Uniti, dove ha vinto una borsa di studio all'università, aveva ritradotto la versione a casa assieme alla madre, laureata in greco antico, trovando un solo errore. La scelta di non sostenere l'orale costerà alle studentesse un voto di maturità molto più basso, ma da parte loro non ci sono ripensamenti. Avevo delle medie molto alte, però penso che il mio gesto sia servito a molti studenti che spero si faranno avanti in un futuro e per far venire un po' fuori le ingiustizie che noi studenti viviamo tutti i giorni. Prima di tutto vogliamo vedere la versione, vederla con calma e vogliono farlo anche queste mie 2 compagne che hanno fatto quest'atto con me. In un secondo tempo stiamo valutando di fare un ricorso al TAR. Siamo a Pederobba nella Marca trevigiana, 73enne aggredito, picchiato, rapinato da un malvivente che aveva carpito prima di tutto la sua fiducia. È accaduto dunque a Pederobba. I carabinieri hanno arrestato un 57enne pluripregiudicato. Vive in via Boschi tra Onigo e Pederobba in una casa isolata. 2 anni fa è stato aggredito, picchiato, legato e rapinato. Ora i carabinieri hanno identificato e arrestato il malvivente. Lui, Mario Piccoli, 73 anni, racconta quel terribile giorno quando il rapinatore lo ha avvicinato e per un intero pomeriggio ha carpito la sua fiducia fino a quando lo ha colpito. Mentre mi abbasso così, sento la botta in testa e dopo sono caduto così, no? E poi lui mi prendeva per solo, voleva legarmi, io ho cercato di resistere, ma dopo lui aveva il coltellino là che mi picchiava sulla testa col coltellino là e
mi sono lasciato legare. Dove sono i soldi? Dove sono i soldi? Lo aveva intrattenuto spacciandosi per un venditore di macchine agricole, gli aveva chiesto delle informazioni stradali. Poi, dopo oltre 3 ore, il 73enne gli ha spiegato la strada invitandolo ad andarsene e così sembrava, ma lui è tornato con altre scuse, fino all'aggressione. Voleva i soldi. Io prima gli dicevo: i soldi sono in banca, io non tengo qua soldi lì. E dopo ho detto: ti do il portafoglio che c'ho, ti insegno dov'è. Allora lui mi ha accompagnato dietro, ho fatto fare il giro, perché dentro avevo sti cagnolini piccoletti qua in cucina. Allora non l'ho fatto neanche entrare dalla cucina, gli ho fatto fare il giro dietro e entrare dalla porta dietro. E gli ha dato il portafoglio? E lui mi ha legato contro un palo che c'era dietro là, nella cantina. Si è preso il portafoglio ed è fuggito lasciando l'anziano legato e ferito. Lei è riuscito a liberarsi in qualche maniera? Sono riuscito a liberarmi perché era quello spago là un po' rigido che spingendolo indietro il nodo si scioglie, e in qualche maniera l'ho aperto dove ero legato. Poi sono andato in cucina, ho preso il coltello, l'ho messo dritto così e ho tagliato tipo come si fa nei film. Poi la telefonata al fratello che ogni sera andava a trovarlo, ma proprio quella volta era in ritardo, e ad un amico che ha subito allertato carabinieri e soccorsi. Sta più attento ora, ovviamente. Beh, insomma, c'ho un paio di cani qua che mi avvisano se arriva qualcuno e non faccio entrare nessuno. Se qualcuno vuole entrare mi hanno detto: fai 112 che noi arriviamo. La cronaca ci porta a Vicenza con un agguato in centro storico, preso a pugni e rapinato mentre di notte stava rientrando al lavoro. Un'aggressione avvenuta in pieno centro quando intorno alle 3 di notte lo scorso 27 aprile un uomo, cittadino del Bangladesh, mentre rientrava a casa dopo aver lavorato fino a quell'ora in un locale, è stato preso a pugni e rapinato. L'aggressione gli aveva procurato lesioni guaribili in 15 giorni. Sul posto era intervenuta una pattuglia della sezione radiomobile dei Carabinieri. Gli accertamenti condotti con l'acquisizione delle immagini dell'impianto di videosorveglianza comunale si sono rivelati fondamentali per documentare il tenore della violenza posta in essere e consentire una prima ricognizione dei soggetti coinvolti. I carabinieri hanno dato esecuzione alla custodia in carcere di un cittadino libico maggiorenne che dovrà rispondere di rapina aggravata e lesioni personali commessi quella notte in Corso Palladio, quando, sospettato essere capofila di un gruppo di giovani coetanei, è avvenuta l'aggressione. Domani l'autopsia sul corpo di Shinpei Tominaga chiarirà le cause del decesso e in parte anche di fatto il destino degli imputati, in particolare Battistella. Intanto in via delle Pelliccerie tanti hanno lasciato fiori e pensieri per l'imprenditore giapponese. È ancora forte lo shock per la perdita di Shinpei Tominaga e anche il giorno dopo il lutto cittadino per le strade del centro c'è l'atmosfera cupa della tragedia consumata nella nottata tra venerdì e sabato scorsi. L'umore è basso, in tanti hanno voluto partecipare al dolore della cittadinanza stretta intorno a quello di una famiglia distrutta dal dolore e da una scomparsa in attesa difficile da spiegare. Un gesto eroico si legge in uno dei tanti bigliettini apparsi in via delle Pelliccerie nei dintorni di Buonissimo Kebab, dove il destino fatale si è abbattuto su Shinpei in veste di pugno sferrato da parte di Samuele Battistella. Tanti ricordi di chi ha voluto porre un pensiero, un mazzo di fiori, con tante richieste di un riconoscimento fattivo sulla scia di quanto chiesto da Salmè, una via da intitolargli, o addirittura chi propone di cambiare il nome della stessa via delle Pelliccerie in via Tominaga. Lo ha detto il critico cinematografico Placereani in un post condiviso da tantissimi su Facebook. Il cartello Giustizia per Tominaga campeggia in città ed è un simbolo a suo modo di vicinanza. Abbiamo parlato del pugno scagliato da Samuele Battistella, che adesso fa pendere sul capo dell'imputato il reato di omicidio preterintenzionale. Non volevo fargli del male, ha detto Battistella in una dichiarazione spontanea seppur sconsigliata dal suo legale. Ho tirato io il pugno, ma non pensavo potesse andare a finire così, segno di un pentimento che serve a poco a tragedia ormai avvenuta per una colpa che non esisteva, ovvero aver chiesto di smetterla di pestare Petrov, 31enne ucraino aggredito. Non ha risposto Daniele Wedam, afflitto mentre la difesa chiede pene meno afflittive come i domiciliari. Lavorano quindi le difese come quella di
Abdallah Jouama, che vuole approfondire l'esame dei video ripresi dalle telecamere di sorveglianza. Intanto è arrivato il conferimento dello svolgimento degli esami autoptici sul cadavere di Tominaga al medico legale Carlo Moreschi nella mattinata di venerdì 28 giugno per determinare se la morte sia sopraggiunta dopo le lesioni occorse per la caduta, ipotesi al momento più accreditata, o se sopraggiunta per la violenza del pugno, più difficile ma non da escludere. Solo dopo questi esami la famiglia riavrà la salma e potrà organizzare la cerimonia funebre. Al momento i 3 ragazzi del trevigiano restano in carcere, mentre non ci andranno i 2 ragazzi ucraini. Per Petrov è arrivato il divieto di dimora in regione, rigettata la misura cautelare per Boklac, difeso da Anna Casera, la cui unica colpa è stata cercare di difendere l'amico. Risvolti legali che non cancelleranno il dolore ma che risponderanno, si spera, alla voglia di giustizia che tutti hanno per Shin Pei, che poteva voltarsi dall'altra parte ma che non l'ha fatto, pagando il prezzo più caro di tutti per un senso di altruismo e pura umanità. Siamo al femminicidio di Giada Zanola, dunque nel Padovano. Arrivano i primi risultati degli esami tossicologici svolti durante l'autopsia sul corpo della giovane mamma. Sono state trovate tracce di ansiolitici. Stordita con le benzodiazepine, caricata in auto incosciente, posata sul primo gradone del cavalcavia di Via Prati e poi lanciata sulle auto in transito lungo la A4 nel cuore della notte del 29 maggio. Potrebbe essere questa la dinamica della tragica morte di Giada Zanola. Sul tavolo del PM Giorgio Falcone, che coordina le indagini sul femminicidio della giovane mamma, sono arrivati i primi riscontri degli esami tossicologici eseguiti durante l'autopsia dal professor Claudio Terranova, che confermano che nel corpo di Giada sono state trovate tracce di uno psicofarmaco che induce sonnolenza e stordimento che nessun medico le aveva prescritto. Un dubbio che torturava Giada Zanola, che alle amiche nei mesi precedenti la sua morte aveva confidato i suoi sospetti: credo che Andrea mi avveleni. La scoperta potrebbe aggravare la posizione di Andrea Favero, il compagno della donna, in carcere con l'accusa di omicidio aggravato. Dopo una prima confessione agli agenti della Polizia Stradale di Padova, Andrea Favero al PM aveva detto di aver inseguito la compagna nel cuore della notte sul cavalcavia, di averla raggiunta e poi di non ricordare più nulla. Le telecamere della zona hanno ripreso l'auto di Favero arrivare sul cavalcavia, fare un'inversione a U, fermarsi per qualche minuto e poi ripartire. In quel lasso di tempo l'uomo avrebbe gettato il corpo della compagna, la mamma del loro bambino. Tesi i rapporti tra i due negli ultimi tempi. Giada Zanola voleva lasciarlo e rifarsi una vita con un nuovo compagno. Andrea Favero la fine del loro rapporto non l'aveva mai accettata. L'addio a Vera Sleppoi si terranno domani pomeriggio nella Basilica di Sant'Antonio, i funerali della psicologa e psicoterapeuta scomparsa lo scorso 21 giugno all'età di 70 anni. La celebrazione religiosa avrà luogo alle 15:30, sarà celebrata dal rettore padre Antonio Ramina. La procura di Padova ieri aveva dato il nulla osta alle esequie dopo l'effettuazione dell'autopsia nell'ambito delle indagini sulle cause del decesso. Si è trattato di un prelievo di materiale organico che sarà sottoposto ad analisi chimiche e valutazioni successive. La volontà della famiglia è sempre stata quella di accertare con maggiore precisione possibile la causa della morte di Vera senza avanzare dubbi o accuse. Si legge. Siamo alla politica con la firma del presidente Sergio Mattarella all'autonomia, pioggia di reazioni dal PD alla Lega fino a Fratelli d'Italia. Intanto la Lega lancia una campagna informativa a colpi di gazebo nelle località turistiche del Veneto. Faremo anche una campagna informativa sull'autonomia, anche d'estate, anche nei luoghi balneari, questo ve lo anticipo. Dopo la foto divenuta virale, il Presidente della Repubblica Mattarella al tavolo firma la legge. La Lega conia uno slogan destinato a diventare altrettanto famoso: l'autonomia va in vacanza, per promuovere una campagna informativa che approda su spiagge e montagne del Veneto per far conoscere i contenuti della legge approvata alla Camera. Vogliamo dimostrare a tutti illustrare a tutti quelli che sono i risultati che d'ora in avanti potranno arrivare al Veneto, anche divisi per materia. Ai presidenti di regione ora il compito di avviare la trattativa con Roma per le materie che prevedono la definizione dei LEP. Ci sono 24 mesi di tempo. Se il Veneto ha già annunciato di partire da subito con le prime 9, quelle senza LEP, è sul tavolo della trattativa che si misurerà davvero l'efficacia della legge e del rapporto Stato-Regioni.
Questa trattativa e il risultato della trattativa sarà un grandissimo banco di prova, lo sarà per il Paese, lo sarà per l'opposizione, lo sarà per la maggioranza, perché comunque stiamo parlando di un provvedimento costituzionale e stiamo sostanzialmente, non vorrei banalizzarlo, ma vorrei spiegarlo meglio ai cittadini, stiamo semplicemente dicendo che lo Stato delega alcune funzioni di alcune materie ai territori per essere più efficienti. Non siamo contro l'autonomia, ne facciamo una questione di metodo, torna a puntualizzare il segretario del Partito Democratico Veneto, Andrea Martella. Vorrei proprio discutere nel merito che cosa porterà alle nostre imprese, ai nostri comuni, ai nostri cittadini in ambito sanitario, scolastico o di sostegno al mondo del lavoro. Non so, certo dovrà ripassare dal Parlamento, le intese dovranno essere votate dal Parlamento e quindi se mai si faranno avremo il modo di intervenire nuovamente. Non temiamo il referendum, chiosa Stefani, sicuro del valore della legge che la maggioranza sostiene, così come della centralità della Lega nella governance del Veneto. È sostanzialmente la riprova che quel provvedimento è un provvedimento che non spacca l'Italia, che è un provvedimento che va a favore delle regioni e soprattutto che è un provvedimento che dà attuazione alla Costituzione. Quindi oggi è il primo di tanti passaggi che dovremo fare prima di avere l'autonomia, prima che le regioni possano chiedere maggiori forme di autonomia attraverso le materie, però è un inizio. Nella sede della Lega, accanto al segretario regionale Alberto Stefani, intanto i sindaci che hanno vinto il primo turno ai ballottaggi nei comuni sopra i 15.000 abitanti veneti, i buoni amministratori della Lega vincono, dice Stefani. Se per Giorgia Bedin la vittoria al secondo turno a Monselice è stato un trionfo, pur con toni e modi da politico di lungo corso, non sorride di meno Nicola Finco, sindaco di Bassano del Grappa, che nel centrodestra aveva lanciato il guanto di sfida alla sindaca uscente Elena Pavan e anche a Fratelli d'Italia, pur alleato al secondo turno. Sono i casi forse più emblematici nei comuni sopra i 15.000 abitanti in Veneto, con una Lega che, pur avendo perso centri come Selvazzano Dentro o Vittorio Veneto, ha più di qualche motivo di soddisfazione. I nostri candidati sindaci anche nei comuni più grandi, che sono sempre stati i comuni un po' più difficili per noi, hanno portato dei risultati importanti al partito e al movimento, garantendo anche la possibilità, insomma, di vincere delle sfide molto difficili che non erano assolutamente scontate. E allora ecco il sorriso di Luigi Toffolo, centrodestra unito, sindaco di Portogruaro dopo un anno e mezzo di commissariamento, poi Marco Chiesaro, forte della riconferma nella ex Rossa Cadoneghe, la sindaca Alessia Bevilacqua, che alla Lega ha regalato un risultato senza precedenti ad Arzignano, Katia Uberti, riconfermata a Paese, e Rovigo, dove con 728 voti Lorenzo Rizzato, 25 anni, è risultato il consigliere comunale più votato. La Lega del Buon Governo vince, chiaro il segnale a Fratelli d'Italia, che non è riuscita, ad esempio, a sfondare a Valdobbiade, ne ricorda Stefani. Questo dimostra che il voto territoriale è un voto totalmente diverso e il modello Bassano, il risultato di Bassano, ma come il risultato degli altri comuni, ne è la prova più concreta e vede che il dato delle europee, Fratelli d'Italia becca il 40%, a livello comunale anche con un sindaco uscente non passa al secondo turno. Cioè, allora chi mi viene a raccontare che il voto delle europee sarà il voto delle regionali? Nessuno. Perché il voto delle regionali sarà un voto territoriale, fatto di tanti sindaci e chi più ha amministratori più avrà liste a supporto. Un traino dalla legge sull'autonomia, certo possibile, ma non solo. La Lega in Veneto ha conquistato 22 nuovi comuni, 114 nuovi amministratori, di cui il 37% under 35. In Veneto i sindaci sono 159, numeri che il tavolo di centrodestra non può ignorare neppure tra pochi giorni, quando sarà necessario pensare al vicepresidente del Consiglio regionale che prenderà il posto di Nicola Finco. Io andrò a fare il sindaco di Bassano, quindi dovrà subentrare, a mio parere, un consigliere regionale della Lega, cioè non può andare ad un'altra componente politica. Comunque è una partita che verrà decisa sui tavoli regionali, ma penso che la posizione da parte della Lega e anche, insomma, l'abbiamo ribadito oggi, sia una posizione chiara. È stata presentata questa mattina al Museo Correre la data veneziana del tour L'ultima notte rosa, domenica 7 luglio. La nostra intervista a Umberto Tozzi. Ho delle sensazioni fantastiche perché ho visto il palco da sotto oggi e
Mi sono immediatamente ricordato di quando ero ragazzo e venni a vedere il grande concerto di Paul McCartney con i Wings. Sicuramente sarà un bellissimo concerto, sarà un concerto che coinvolgerà sicuramente tutte le persone che vengono a trovarmi. Piazza San Marco a Venezia sarà il palcoscenico prezioso domenica 7 luglio dell'ultima notte rosa del cantante e cantautore Umberto Tozzi. La tappa veneziana di quello che è stato annunciato come l'ultimo tour di fine carriera dell'artista è stata presentata oggi al Museo Correr, alla presenza dell'artista appunto accolto a nome della città dall'assessore Simone Venturini e dal presidente di Vera Piero Rosasalva, affiancato dal direttore Fabrizio Doria. Tozzi è legato al Veneto. Ho un legame col Veneto perché mia moglie è padovana, quindi sono in qualche modo a conoscenza del vostro territorio. È bellissimo, poi Venezia non devo spiegarla io, è una città unica al mondo e quindi ho sicuramente un grande entusiasmo. È un concerto che racchiude tutti i titoli più importanti della mia carriera. Sarà un viaggio molto lungo e siamo partiti benissimo dalle Terme di Caracalla il 20 giugno, il 7 luglio saremo qui a Piazza San Marco e poi faremo altre tappe importanti anche in Italia. E allora non resta che... Il riconoscimento più importante è stato sicuramente avere passato l'oceano con gloria e essere stato numero 1 per 2 mesi e mezzo nella hit americana. Ciao agli amici di Rete Veneta Antenna 3, da Umberto vi aspetto il 7 luglio al mio concerto qui in Piazza San Marco. Allora, dopo il saluto di Umberto Tozzi noi ci fermiamo, siamo al telegiornale di Venezia, grazie per averci seguito, intanto arrivederci.